ancora presto per dare una collocazione precisa in questo campionato alle due squadre. Certo è che gli esami diventano sempre più impegnativi per entrambi, come questo che vi stiamo per raccontare. Amici di Directa Sport e appassionati di calcio dilettantisti, con un cordiale saluto, benvenuti a Santa Maria Coghinas. Le immagini curate da Leonardo Fideli ci introducono a quello che è probabilmente il match più interessante della quarta giornata di promozione per il girone B. Coghinas contro Budusò, squadre che hanno già fatto il loro ingresso in campo sotto la direzione della terna arbitrale di oggi, capitanata dal signor Andrea Virgili della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Daniele Figus e Mattia Capotosto, entrambi della sezione di Oristano. È quasi tutto pronto, rito della monettina. Coghinas che si presenta con il consueto completo rosso-blu con pantaloncini e calzettoni bianchi. Budusò bianco, tenuta bianco-celeste con pantaloncini e calzettoni neri. Ora le squadre si salutano, si apprestano a prendere posto sul sintetico di Coghinas, un vero fiore all'occhiello nel nord Sardegna, la struttura che ospita le partite in casa del Coghinas, struttura che è dotata anche di un parco per i bimbi alle nostre spalle, anche un campo di padel indoor davvero di ultima generazione, così come il manto erboso sul quale ci stiamo per affrontare le due compagini. Noi nel frattempo che inizi il match andiamo a darvi lettura delle formazioni, partendo per dovere di ospitalità dal Budusò di mister Ferruccio Terrosu, che si schiera con il 3-5-2, tra i pali il numero 1 Canu, il numero 3 Barillari, con il numero 2 Lautaro, come il numero 17 Canu, che formano la linea di difesa. Centrocampo da destra a sinistra col 6 Magia, con l'8 Allue, col 5 Umar, col 10 il fantasista Pereira, a sinistra Girà con la numero 7 Mandras, e davanti le punte sono Bubadem con la 11, Baldè con la numero 9, Baldè che darà il via al primo giro di pallone. Coghinas di mister Paolo Congiu si schiera con il canonico 4-3-3, in porta ci va Perez con la maglia numero 1, con la 22 scusate, come esterno basso di destra Girà il fuoriquota fiorentino, col 13 Carruccio, col 6 Ligios e con la 3 Olmetto. Intanto la partita è cominciata col primo lancio lungo verso Baldè. Dicevo, intanto a centrocampo agiscono Matteucci con la 10, Virdis con la 23, Tugulu con la 16, Val con la 5, a sinistra con la maglia numero 7 Seu, che insieme appunto a Matteucci agiranno da trequartisti alle spalle del bomber serbo Radovanovic, attaccante di Belgrado. 2 gol per lui finora in questa stagione. La partita è cominciata da una manciata di secondi, fasi di studio ovviamente con proprio il Coghinas, che ha tentato di attaccare proprio con Radovanovic. Coghinas che attacca da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione, ovviamente da sinistra verso destra invece il Budusò di mister Terrosu. Coghinas e Budusò che veleggiano nelle zone alte di classifica quando sono trascorse appena 3 giornate, questa è la quarta, entrambe a quota 7 punti. Attenzione intanto al Budusò, ma c'è l'intervento della difesa del Coghinas, che riesce a respingere e uscire da una situazione complicata e lancia addirittura il contropiede con Radovanovic, che non fa sicuramente dalla velocità il suo punto forte, ma il suo fisico imponente gli permette di tenere a bada, come in questo caso, l'avversario. Domestica il pallone Radovanovic, limite dell'aria, fa però buona guardia ancora a Umar, poi Budusò che spazza come può il pallone, deve concedere solo fallo laterale la squadra di casa, quindi rimessa con le mani affidata a Barillari, a ricerca di Allue. Poi bello il pallone in profondità al limite dell'area di rigore, dentro l'area di rigore. L'arbitro però vede il fallo del numero 11 Dem, subito ravvisato da un attento
Andrea Virgili, l'arbitro designato per l'incontro di oggi. E come detto in telecronaca, probabilmente è il match più interessante di questa quarta giornata del campionato di promozione. Dicevo che il Coghinas proprio con il Buduso si trova in vetta alla classifica in compagnia anche del Castelsardo. Ottimo avvio di campionato per le tre compagini. Sempre Barilari per la rimessa con le mani, cercare una delle due punte, ci arriva per un attimo Dem, poi rinvia la retroguardia rosso-blu. Ora Seu alla caccia del pallone, ci prova anche Val, stradica però il pallone dai piedi del centrocampista argentino, proprio il numero 8 del Buduso a lui, che poi va anche a conquistarsi un calcio di punizione pericoloso. Siamo da circa 20 metri sull'auto di destra rispetto alla porta difesa da Perez, Santiago Perez. La scorsa stagione era in quarta serie spagnola, l'estremo difensore del Coghinas, classe 2000, che ora va a sistemare la barriera formata da 4 elementi. Sul pallone il fantasista Pereira, c'è un'intesa con i compagni, sembra però voler calciare in porta il numero 10. Va per col destro, chiama lo schema, pallone di rigore, raso terra dove interviene il portiere del Coghinas. Coghinas però deve ancora difendersi dall'attacco di Pereira, riesce però a ripartire la squadra di Mister Congiu. Break del Coghinas, sono 4 contro 3, viene fermato però dall'intervento imperioso proprio di Dem in ripiegamento difensivo. Si è fatto 50 metri per difendere il pallone. L'attaccante con la maglia numero 11, attenzione ancora però al Buduso in avanti, pallone filtrante nella di rigore, ancora l'intervento di Perez. Ha iniziato meglio sicuramente il Buduso, Coghinas che deve riorganizzarsi. Ora ci prova, ma ancora Buduso, ancora con Pereira sugli scudi in questo inizio di partita. Poi Umar, ancora per Dem, intervento da Tergo sul pallone sotto gli occhi del direttore di gara. Poi Seu non riesce ad addomesticare il pallone, va anche a commettere fallo sul centrocampista del Buduso. Ancora a terra Umar, si tocca la caviglia ma non sembra niente di grave per il possente centrocampista maglia bianco-celeste. Quindi Pereira allarga intelligentemente il pallone sulla destra per Mandras, contrastato efficacemente da Olmetto che gli porta via il pallone, lancia subito in verticale per Predrag. Radovanovic arriva però prima di lui Lautaro che ci mette una pezza, poi però sbaglia il Buduso, quindi Coghinas che può ancora attaccare sulla fascia destra, entra o almeno prova ad entrare in area di rigore Matteucci. Fallo del numero 10, attaccante argentino, forse il giocatore più talentuoso della squadra a disposizione di mister Paolo Congiu. Classe 2002, lo scorso anno in forza la Gioiese in Serie D, poi Stilo Monasterace, Portovino in eccellenza dove segna complessivamente 17 reti. Agisce sulla tre quarti insieme a Roberto Seu, alle spalle proprio di Radovanovic. Ancora in alleggerimento poi Carrucciu. Radovanovic cerca di metterla giù col petto, non ci riesce, subito attaccato da due uomini, quindi Buduso che cerca di imbastire l'azione offensiva ma sbroglia la matassa ancora il Coghinas con Masia.
ritmi subito alti della partita. Questi primi 8 minuti scarsi del primo tempo, sempre 0-0 qui al comunale di Coghinas tra Coghinas e Budusò. Budusò che si trova ancora all'interno dell'area di rigore del Coghinas, cerca di entrare Pereira, non riesce, il guizzo al numero 10, pallone in fallo laterale. Come detto, partita già vivace con due squadre che sicuramente meritano, per quello visto finora in queste prime 3 partite, la posizione che hanno in classifica. Ora, tutto solo Radovanovic, può mettere giù, invece spizza subito il pallone per il compagno sulla destra, c'era sul mancino ancora Radovanovic in metà dell'aria, chiedevano un fallo e lo ottengono i giocatori del Coghinas dopo lo scarico proprio di Matteucci per Radovanovic. Viene messo giù il numero 10, quindi calcio di punizione al limite dell'area di rigore, posizione pressoché analoga a quella vista in precedenza a favore del Budusò. Siamo però un po' più vicini rispetto alla porta difesa da Canu. Vediamo chi sarà l'incaricato della battuta a rete. Sono in 2 sul punto di battuta, uno di questi è sicuramente Matteucci. Vediamo se sarà lui o Virdis col destro, Matteucci col mancino o Virdis col destro per la battuta di questo calcio di punizione. Fischio del direttore di gara. Va Matteucci col sinistro, colpisce però il muro del Budusò, pallone che può diventare ancora buono ma sbaglia l'appoggio il giocatore del Coghinas, quindi può partire in tutta velocità Dem, pallone per il compagno di reparto e segna Budusò in vantaggio. Budusò in vantaggio al 10° minuto del primo tempo con il numero 10 Pereira. L'avevamo detto, Pereira sembrava ispirato in questi primi minuti di gara e stappa subito la partita il fantasista argentino dopo un contropiede dove Bubadem ruba palla, viene servito poi proprio Pereira che di piatto insacca all'angolino, non può farci niente Perez. Poi festeggiamenti che richiamano la fusione tra Goku e Vegeta per i due che hanno contribuito a stappare appunto la partita. Budusò in vantaggio a Coghinas con Pereira. Ora Coghinas non deve disunirsi, deve cercare di sistemare il momentaneo svantaggio. Ancora Dem sugli scudi, commette fallo però secondo il direttore di gara, calcio di punizione per gli uomini di Congiu. Pallone lungo ancora per Radovanovic che la spizza di testa, intendeva forse servire un compagno, attento però Canu, poi chiama i suoi a salire, va lunghissimo Canu, supera la linea di centrocampo, ancora Bubadem contrastato in maniera del tutto regolare, quindi Val giochicchia un po' troppo col pallone, voleva forse un appoggio più sicuro da parte del compagno di reparto, quindi ancora Matteucci, ne ha 2 addosso Matteucci, riesce ad andare via però sull'auto di destra, ottiene il corner il numero 10, si avvicina anche Virdis, vediamo se chiama lo schema Matteucci. Ancora Matteucci col mancino, finta il tiro, ancora Matteucci sul secondo palo, attenzione alla deviazione pericolosa, palla che esce non di molto alla sinistra di Canu, ancora un corner, Coghinas che sembra aver scrollato di dosso
il gol di Pereira. Quindi Matteucci ancora tagliato sul secondo palo, dove però c'è un attento Kanu che fa ripartire subito l'azione. È un po' scoperto il Coghinas in questa occasione. Adesso rinvengono gli uomini di mister Congiu. Attenzione però a Pereira che non riesce a trovare la soluzione utile per impensierire la retroguardia del Coghinas. Ora Radovanovic che si disinteressa del pallone perché era finito in fuorigioco. Ora Balde voleva, intenzione da quella di servire ancora Bubadem, poi Olmetto deve liberarsi del pallone, lo fa servendo Radovanovic, protegge col corpo il bomber serbo, quindi bel numero a centrocampo di Virdis, allarga il pallone sulla destra per Fiorentino. Poi c'è ancora Matteucci molto attivo sulla fascia sinistra, il numero 10, arriva subito il cross per Seu che stacca di testa, ma c'è Umar e poi va subito in verticale, non trova però i centimetri di Baldè. Quindi ancora una serie di batti e ribatti sulla fascia di destra. Ora interviene forse in maniera irregolare Lautaro, è così. Pallone colpito con la mano. Poi ha qualcosa da dire anche al direttore di gara che non può certo tornare sui propri passi, quindi calcio piazzato a favore del Coghinas. Come sempre si sistema il pallone Matteucci col mancino, distanza considerevole. Potrebbe però essere ininfluente per uno col piede educato come quello del classe 2002 argentino. Ma Matteucci in porta, il tiro e la parata di Kanu. Parata impegnativa quella dell'estremo difensore del Buduso che deve distendersi sulla propria sinistra per il quarto corner a favore del Coghinas. Come sempre Matteucci sul punto di battuta. Marcature di rigore, va col cross, arriva il gol del Coghinas direttamente da calcio piazzato. Non ci siamo resi conto al momento se sono arrivate deviazioni, ma Coghinas pareggia i conti al quarto d'ora. Calcio d'angolo tagliato sul secondo palo, in questo caso non ha potuto nulla Kanu e il Coghinas riacciuffa la gara. Risultato adesso sull'1-1. Attribuiamo il gol a Matteucci, ma dovrebbe esserci stata deviazione. Se non andiamo errati del numero 13 Carrucciu, che era postato sulla linea di porta. Quindi 1-1 al quarto d'ora del Coghinas. Partita che va via via regalando emozioni qui a Coghinas. Già 2 gol nei primi 15 minuti, ma come detto a inizio telecronaca i ritmi erano già abbastanza elevati. Squadre che non si risparmiano. Ora avanza il Buduso, fermato però il numero 8 a lui, quindi ci ha provato il Coghinas con Valle, non riesce a servire il compagno, quindi Mandras per Barillari, Lautaro, poi Umar subito attaccato da Matteucci, costringe il Buduso a un disimpegno difficile. Ancora Coghinas, il pallone però era uscito. Bandierina alta da parte del primo assistente del signor Virgili. Come detto, la pressione del Coghinas subito alta sul primo possesso del Buduso. Costringe la difesa
biancoceleste a liberarsi subito del pallone. Ora Bubadem, ancora l'attaccante gambiano che cerca di appoggiare il pallone sulla destra. Tentativo però impreciso del classe 99. Ancora contatto Dem con un avversario, finiscono entrambi a terra nel contrasto con Tugulu. Calcio di punizione per il Coghinas, cercato ancora Matteucci, salta a vuoto Masia, quindi ancora l'argentino deve però indietreggiare, vuole andare nell'1 contro 1, gli rubano però il pallone che però ancora resta lì, lo riconquista caparbiamente ancora Matteucci, chiedeva il fallo, non arriva, quindi break del Budusò, e da solo però davanti Bubadem, capisce tutto il laterale sinistro Olmetto. Allora ancora sulla sinistra, sguardo al centro di Virdis, ribattuto, quindi Tugulu cerca di mettere ordine, geometria a centrocampo, il numero 16, quindi Fiorentino tenta uno strano traversone, pallone che si impenna sulla traversa quando scocca il 20° minuto del primo tempo qui a Coghinas. Coghinas che ha ciuffato il pari qualche istante fa, pari derivato dal corner di Matteucci. Rimessa con le mani, già battuta dal Coghinas, ancora la ricerca dei centimetri di Radovanovic, pallone che però è troppo corto per l'attaccante con la maglia numero 9, chiede il lancio più lungo, arriva la spizza di testa per un attimo, però in marcatura ancora su di lui Lautaro che ha la meglio, poi l'arbitro ferma tutto perché ha visto una spinta ai danni di un giocatore del Budusò, quindi Lautaro chiama il pallone lungo, poi lascia l'incombenza a Canu. Interviene di testa Pablo Val, poi ancora Lautaro per Bubadem, subito braccato alle spalle, deve liberarsi, lo fa bene del pallone. Quindi Mandras si era inserito a fari spenti, a lui chiedeva anche il fallo il centrocampista con la maglia numero 8, ancora libero di colpire di testa Radovanovic, non riceve forse le attenzioni che gli sono dovute, ora può involarsi sulla fascia sinistra, sull'auto di sinistra, interviene però sotto gli applausi il numero 5 del Budusò Umar, che in estirata manda il pallone in corner, questa volta sull'auto opposto rispetto a quello dal quale è scaturito il gol del pareggio del Coghinas. Cambia l'angolo ma non il tiratore. C'è anche Virdis però vicino a Matteucci, che però decide di crossare il secondo palo, dove salta indisturbato il centrale di difesa. Trattava di Ligios, libero in questo caso da marcature, non ha impattato bene però di testa il difensore classe 99, per lui anche una rete finora in questa stagione. Ora si fa rubare il pallone per un attimo a lui, quindi Coghinas, c'è Val che lotta da terra, ottiene anche il calcio di punizione, l'ex giocatore del Lipunti. Cerchio di centrocampo,
con Carrucciu, chiama il pallone ancora Matteucci, poi Seu, poi arriva poi la botta senza troppe pretese da parte di Radovanovic dopo l'appoggio di testa di Seu, che finora si è visto abbastanza poco, l'attaccante con la maglia numero 7 del Coginas. 3 reti per Seu. La carriera migliore sicuramente l'ha visto protagonista a Valledoria con 64 reti complessive tra prima promozione d'eccellenza, l'anno scorso 10 reti sempre a Valledoria. Partito bene anche qui a Coginas Roberto Seu con la doppietta nel match precedente della scorsa giornata contro l'Arzachena in un rocambolesco 3-3. Ancora il pallone dentro proprio per Seu che si gira e calcio di rigore. L'arbitro non ha avuto dubbi, calcio di rigore e anche cartellino giallo per il giocatore che ha aperto l'alettone sulla battuta a rete di Seu, che ci ha smentito subito e in qualche modo si è reso protagonista con questo rigore procurato. Quindi calcio di rigore per il Coginas, pallone già tra le mani di Matteucci. Barilari è il giocatore ammonito, neanche troppe proteste da parte del Buduso. Arriva il fischio dell'arbitro, sguardo sul pallone di Matteucci e il Coginas passa in vantaggio con il giocatore più ispirato finora, Matteucci. 2-1 per gli uomini di Paolo Congiu. Matteucci che poi va a festeggiare con tutta la panchina del Coginas. Quindi al 25esimo minuto del primo tempo cambia ancora il risultato qui al Comunale di Coginas. 2-1 per i rossoblu con Matteucci. Ora il direttore di gara ha qualcosa da dire a mister Ferruccio Terrosu. Si riparte con Baldé che tocca il pallone per Pereira. Avanza il numero 10, fermato però dal centrocampo del Coginas, che forma una vera diga con Val e Virdis. Ora il traversone bello anche di Mandras al centro, cercare ancora una volta i centimetri di Baldé, poi tenta il numero a lui, non riesce, quindi break di Matteucci che si invola verso la porta, arriva il giallo anche per Magia, ma grande ancora l'accelerazione di Matteucci. Era Canu il giocatore che ha ricevuto il cartellino giallo. Canu che non ha potuto nulla sullo sprint in velocità di Matteucci. Quindi secondo ammonito dell'incontro. Dopo Magia, Canu si è visto sventolare in faccia il cartellino giallo. Con Matteucci va sul palo lungo, questa volta però è attento Canu e fa ripartire subito l'azione offensiva del Buduso. Ci ha pensato però Carruccio a mettere in fallo laterale, con l'ovazione del pubblico di Coginas giunto
come sempre numeroso qui al comunale a sostenere la propria squadra, i propri colori, squadra che finora si è comportata in maniera più che buona, al cospetto comunque di un'ottima squadra, quella allenata di mister Ferruccio Terrosu. Non a caso entrambe sono fino a questo momento, come detto, appaiate in testa al campionato di promozione. Squadre comunque dalla filosofia di gioco, dei principi di gioco piuttosto simili, squadre votate entrambe all'attacco, entrambe vogliono creare calcio e finora ci sono riuscite, come in questo caso con il Budusò. Davanti arriva il tiro improvviso dentro l'area di rigore e il gol del Budusò che cambia ancora le sorti della gara. 2-2 tra Coghinas e Budusò, 2-2 con il gol di Alloué, uno dei più positivi fino a questo momento della partita. Difesa del Coghinas che in questo caso si è fatta trovare disposta male all'interno della propria area di rigore. Sembrava in un primo momento in grado di contrastare il Budusò, pallone che poi è arrivato sui piedi del numero 8 che è insaccato, dove Perez non poteva farci quasi nulla. Ora ci prova ancora il Budusò con Dem messo giù. L'attaccante gambiano si prende anche il cartellino, il diretto avversario. Quindi arriva anche il primo giallo. Scendiamo errati ai danni di Olmetto. Quindi calcio di punizione per il Budusò. Quando siamo giunti alla mezz'ora, 2-2 di un vivace Coghinas Budusò, già 4 gol nella prima mezz'ora. Spettacolo che non è di certo mancato né in campo né sugli spalti, con il pubblico presente, giunto anche da Budusò in maniera decisamente importante. Ora c'è Pereira, sguardo al centro di Pereira, pallone lungo, profondo, dove stava per arrivare Baldé, uscita anche abbastanza rivedibile forse di Perez, che si è visto sfilare il pallone davanti agli occhi. Per sua fortuna però non è arrivato in scivolata Baldé, semplice rimessa dal fondo per i rossoblù. Che come vedete anche dalle inquadrature, quando attaccano si posizionano quasi a 4 sulla linea d'attacco, con Tugulu e Val a fare la diga davanti alla difesa, a rimarcare, come detto poc'anzi, della filosofia di gioco imposta da mister Paolo Congiu. Chiama sicuramente attaccare, ma lo fa, è quello che fa anche mister Ferruccio Terrosu. Ci prova ora Baldé, che poi ottiene anche la messa con le mani. Pallone lunghissimo, dove il pallone che arriva a Baldé e poi a tu per tu proprio Dem Abba, Buba Dem, che si vede sbarrare la strada da un attento Perez. Intervento prodigioso dall'estremo difensore del Coghinas,
La botta sicura Dem, i riflessi però di Perez a dire di no all'attaccante del Budusò. Aveva però fischiato l'arbitro, forse, anzi senza dubbio era stato pescato in fuorigioco. Nel frattempo Matteucci giocatore sul quale viene subito raddoppiata e triplicata la marcatura, giocatore più eclettico, più fantasioso a disposizione del Koginas. Ora Val svetta a centrocampo di testa, quindi Pereira, ma ancora Val. L'arbitro però era lì da pochi passi, ha visto un'irregolarità proprio da parte del giocatore argentino, centrocampista che ha mosso i primi passi nel Talleres in patria. Ora deve uscire e la chiama Perez in presa alta. Preferisce ragionare il portiere spagnolo. Esce fuori dalla propria area di competenza. Addomestica il pallone di Peto Radovanovic. Poi Tugulu. Ancora Radovanovic, fermato però nel suo incedere. Riconquista ancora il pallone con il fisico. L'attaccante del Koginas, che poi chiama ancora il pallone lungo. Sta per essere scavalcato Lautaro, ma per sua fortuna alle sue spalle c'era Barillari. Ancora Radovanovic che sposta con il corpo Canu. Voleva il fallo Canu. Ora qualcosa da dire a Radovanovic. Ci va Umar, che può saltare di testa per allontanare. Deve ora rinviare per uscire dall'apnea il Budusò. Rinvia lontano. Ancora Canu. Poi mette giù l'autore del gol del pareggio a lui, del Budusò, che ora va anche a fare la garra davanti alla panchina del Koginas. Pallone che rimane ancora in quella porzione di campo dove riesce ad uscire in bello stile Pereira. Poi Balde per Dem. Ancora a lui. Si fa subire fallo a lui, quindi calcio di punizione per il Budusò. Quando mancano circa 10 minuti al nostro cronometro alla fine di questo primo tempo, di questo bel primo tempo dove Koginas e Budusò sono sul 2-2. Attenzione però, perde un pallone sanguinoso Pereira, può partire il contropiede del Koginas. Avanza palla a piede Matteucci. Ancora un cartellino giallo, questa volta per Lautaro. Matteucci che poi rimane dolorante a terra. C'era venuto a creare un 2 contro 2 pericoloso per il Budusò. Non poteva fare altro che usare le maniere forti, in questo caso Lautaro. Calcio di punizione da posizione centrale, diciamo ai 15 metri rispetto alla porta del Budusò. Quella potrebbe essere una mattonella sia per il mancino delicato di Matteucci. C'è anche Virdis da quelle parti.
ma presumiamo che l'incaricato alla battuta sia proprio Matteucci, che si sistema con cura il pallone. Rincorsa breve, Virdis col destro, Matteucci col mancino. Un muro biancoceleste tra il punto di battuta e Canu. Non vede arrivare il pallone, ma Matteucci non l'alza, però in questo caso il numero 10, il ribattuto dal folto numero di maglie biancocelesti. Poi rincorre il pallone Baldé, rinvio lungo, pallone che transita sulla linea mediana di centrocampo. Chiedeva anche il giallo nella circostanza il giocatore del Budusò, non viene però accontentato. Semplice calcio di punizione da metà campo con il giocatore brasiliano Pereira del Budusò. Poi va Mandras, lob a cercare Dem, Seu addirittura in posizione di terzino sinistro, non ci pensa troppo, manda il pallone in rimessa con le mani. Seu che si sacrifica molto anche in ripiegamento, come in questa circostanza. Ora andrà Barilari lungo con le mani, chiama il pallone Baldé, ci arriva però Olmetto, attenzione, pallone che viene sputato fuori dall'area di rigore, che stava diventando buono per Pereira, invece Matteucci per Val, viene però rimontato da Canu, abile poi a destreggiarsi e a conquistare il calcio di punizione nella propria tre quarti. Poteva essere interessante la ripartenza del Koginas. Dicevo poc'anzi di Pereira Barzaghi, il centrocampista brasiliano. Un gol per lui, prelevato dal Gela. Giovanili in patria per Pereira. Attenzione ancora al Budusò con la girata di a lui. Poi conquista il corner la squadra di Mister Terrosu. Anzi no, è calcio di punizione. No, è corner. Corner, l'abbiamo visto bene. Con proprio il giocatore brasiliano. Si formano le marcature all'interno dell'area di rigore. Va morbido a cercare la testa di Baldé. Non ci arriva però. Non arriva però all'appuntamento col pallone. L'attaccante senegalese. 22 reti l'anno scorso per lui con il Gioiosa nella promozione siciliana. Quando ci avviamo alla fine di questi primi 45 minuti, punteggio sempre di 2-2 qui a Koginas tra Koginas e Budusò. Koginas che però si porta ancora in avanti all'interno dell'area di rigore. Collisione aerea tra Radovanovic e Umar. Pallone che scivola lentamente per la rimessa dal fondo. Battuta profonda da Canu. Poi Dem tenta addirittura la conclusione da lontanissimo. L'attaccante del Budusò poi ci ripensa. Voleva sorprendere dalla distanza Perez.
Olmetto a qualche metro davanti a sé, preferisce la verticale lunga a cercare Roberto Siu, che si deve ancora accendere in questa partita. Voleva provare tentare il dialogo con Radovanovic. Sfera però che termina ancora una volta al di là della linea di fondo campo. Ora Val di testa per Virdis, alza un campanile per Seula, può addomesticare col piede preferito il numero 7, poi fa carambolare il pallone proprio addosso a Barilari. Quindi Olmetto, gittata lunga ancora per Seu, c'è Val, può armare il destro, preferisce poi servire in maniera frettolosa Matteucci. Intanto Perez capisce che la situazione, l'azione poteva diventare pericolosa, quindi esce coi piedi, lo fa in maniera intelligente, mandando il pallone sull'auto di destra. Ora attenzione però al pallone che termina tra i piedi di Dem, Buduzzo in vantaggio, uscita imprecisa da parte di Perez, che battezza la traiettoria del pallone in maniera sbagliata. Ne approfitta Dem, che come un rapace appena all'interno dell'area di rigore, la posizione defilata col piatto sinistro infila il gol praticamente a tempo quasi scaduto, 3-2 per il Buduzzo. Ma attenzione a Matteucci, partita che vive di continui capovolgimenti di fronte, quando il Buduzzo stava ancora esultando. È ripartito subito il contropiede del Koginas, che però non ha sortito alcun effetto. Quando dovremmo già essere nei minuti di recupero, prima frazione che stava avviandosi in parità, invece è arrivata la doccia fredda per il Koginas. Incertezza qua della retroguardia di mister Congiu, ne ha approfittato Dem, Bubadem, che come detto poc'anzi col piatto sinistro ha mandato il pallone in buca d'angolo per il 2-3 per il Buduzzo. Ora Olmetto che vuole accelerare la ripresa del gioco, ancora il pallone tra i piedi del laterale sinistro, subito raddoppiato però in seconda battuta da Lautaro. Olmetto però gioca all'attaccante serbo, alla meglio il brasiliano Pereira, poi come può Ligios ad rispedire il pallone addosso all'avversario, quindi fallo con le mani. E nell'azione di Alloué arriva sotto gli applausi scroscianti del pubblico di Buduzzo il duplice fischio da parte del signor Virgili. Koginas 2, Buduzzo 3.
Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 2.700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Eccoti qua, nonno! Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente.
Rientriamo in diretta, amici di Directa Sport, grazie alle immagini di Leonardo Fideli sulla splendida cornice di Coghinas per i secondi 45 minuti di Coghinas Budusò, sì. Prima frazione che è terminata con il risultato di 3-2 per il Budusò, che ora effettua anche un cambio, il primo della partita. È uscito Lautaro, centrale di difesa ammonito. A breve vi diremo chi ha preso il suo posto. Nel frattempo ripartono i secondi 45 con subito il Coghinas che cerca di riversarsi in avanti, deve però subito interrompere il gioco. Il direttore di gara, c'è a terra a lui Pau. Nel Budusò intanto ha preso Cordoba, ha preso il posto proprio di Lautaro. Linea difensiva quella di mister Terrosu, che ha il cartellino giallo sulle spalle, preferito cautelarsi il mister del Budusò, facendo entrare Cordoba. Attenzione al pallone sanguinoso all'interno del rigore, ci mette una pezza Pereira, poi Fiorentino lascia il pallone a Radovanovic, poi Virdis tenta la conclusione da fuori, non ha finito però di attaccare il Coghinas. Olmetto si invola sulla fascia di sinistra, però non riesce a superare Mandras. Arriva però il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per il Budusò. Dicevo, cartellini che pesano sulle spalle dei difensori del Budusò. Primo tempo che non ha fatto di certo mancare lo spettacolo qui a Coghinas, ben 5 le reti nei primi 45 minuti. Budusò che all'inizio era sotto per 2-1, poi ha raggiunto il pari con Pau, centrocampista con la maglia numero 8, e poi addirittura la vedeva ribaltare il risultato con Bubadem. Ora vediamo come il Coghinas sarà in grado di affrontare la ripresa di questa partita. Vedremo se il mister Paolo Congiu sarà riuscito in qualche modo a scuotere i suoi per riacciuffare il match, che come detto li vede in svantaggio. Ora Val tenta il filtrante, ci crede Olmetto, che ora agisce da quinto praticamente di centrocampo. Si prende anche il fallo laterale, cerca di girarsi Radovanovic, accerchiato da maglie biancocelesti. Ancora una rimessa con le mani per il Coghinas. Coghinas che ancora non ha effettuato sostituzioni. Ora Olmetto rientra sul piede preferito, atterrato l'esterno sinistro di mister Congiu. Calcio di punizione che somiglia più a un corner dalla sinistra. Sono in due sul punto di battuta, tutto il Budusò all'infuori di Dem, all'interno dei propri 16 metri. Marcatura a uomo per il Budusò, si stacca per un attimo Matteucci,
non se ne vede però Virdis, tagliato dove c'è Balde che fa buona guardia. Non ha finito però di attaccare il Koginas. Olmeto con le mani. Resta ancora dentro l'area di rigore il Budujò. Ora in girata il rinvio da parte della difesa di mister Ferrusu. Poi spinto alle spalle con annesso giallo a Matteucci, che ha bloccato l'azione di Magia che stava aumentando i giri del motore, aveva superato il cerchio di centrocampo. Matteucci, nel tentativo di recuperare la sfera, va a commettere fallo. Resta ancora giù il fuori quota classe 2006, ex Oschirese Tempio Magia. Resta dolorante, necessario l'intervento dello staff medico del Budujò che, alla luce del risultato che sta maturando in questa domenica qui a Koginas, è in testa con 10 punti. Campionato che, seppur iniziato da sole 4 giornate, sta già dando le prime idee, le prime sensazioni, quello che sarà da qui alla fine un campionato che possiamo considerare quasi un'eccellenza B, con tante squadre di assoluto valore, 2 su tutte sicuramente queste 2 qui delle quali vi stiamo raccontando. Come detto, matricola, un risultato non da poco quello che sta ottenendo questi primi scampoli di promozione. 10 punti per il Budujò, 9 per Bonorva e Bosa, Castelsardo 8, poi Arzacchene e Koginas 7 insieme a Luogo Santo, Usinese 6, Senduri 5, in coabitazione con la Lanteri Sassari e la Macomerese di mister Scotto, e poi Ovodda, Stintino, Atletico Bono, Siniscola 4, via le altre, tutta vista Galteglia, Basanta e Tonara. Intanto è uscito nel Koginas il numero 16 Tugulu ed entra in campo con la maglia numero 21 Dukar, Lamin Dukar, vecchia conoscenza del calcio isolano, quindi va a rimpolpare la batteria di attaccanti il Koginas, con Dukar che prende posto accanto a Radovanovic là davanti insieme a Seu. Ora modulo super offensivo per mister Paolo Congiu, che tenta la prima mossa con l'ingresso di Lamin Dukar, attaccante senegalese, di una sarda di adozione ormai, tante le stagioni nell'isola, per il 93 di Mbao, Serie D già con Latte Dolce, in eccellenza con l'Atletico Uri Taloro, negli ultimi anni a Stintino dove ha realizzato 34 reti, scusate. Ora proverà a dare nuova linfa all'attacco rosso-blu, che batte subito con Matteucci, poi Olmetto, cross sul secondo palo per la testa di Dukar, ma esce Canu in presa aerea. Si fa o cerca di farsi subito vedere Dukar. Sistema di gioco che rimane pressoché lo stesso, quello del Koginas col 4-3-3. Per ora Matteucci arretra di qualche metro il proprio raggio d'azione. Va a fare un po' la mezzala destra accanto a Pablo Val e a Virdis. Dietro alle spalle del tridente d'attacco con Seu, Dukar e Radovanovic.
Buduso che non cambia il proprio assetto tattico. Attenzione che la palla però diventa buona per Radovanovic, 3 contro 2. Ora Seu contrastato da un ottimo, ancora una volta, Umar. Poteva gestire meglio sicuramente questa azione offensiva il Koginas. Copertura però di Umar, che funge da frangifrutti davanti alla linea difensiva del Buduso. Lunghe leve per il calciatore con la maglia numero 5. Ora addirittura ne ha 3 addosso Baldé. Alla meglio la difesa del Koginas, poi rinvia come può il Buduso. Ora Pau Alue, quindi Mandras fa sbattere il pallone contro il corpo di un avversario, conquistando così il fallo laterale, con Barilari per la rimessa con le mani, gittata ancora una volta lunghissima a cercare Baldé, uno dei giocatori più importanti sicuramente Baldé per il Buduso. Sono tanti giocatori di livello che hanno comunque militato anche in categorie superiori per entrambe le squadre. Come dicevo prima, una promozione, questa del girone B, somiglia più a un'eccellenza, con almeno 4-5 se non 6 squadre che si contenderanno il titolo finale, campionato che comunque assestarsi in questa stagione. Attenzione a Radovanovic, la prodezza di Kanu sul colpo di testa di Radovanovic, bandierina dell'assistente che rimane giù, il pallone non è entrato, ma che intervento quello di Kanu sul colpo di testa, botta sicura, primo squillo del secondo tempo portato dal Koginas con Radovanovic a 0 metri. Abbassa la saracinesca Kanu, si resta ancora sul 3-2, ma Koginas subito pericoloso dopo nemmeno 12 minuti della ripresa con Radovanovic, ma come un gatto Kanu a dire di no al tap-in dell'attaccante di Belgrado. Si scuote subito la squadra di Mister Konju, che è rientrata dagli spogliatoi certamente con un piglio diverso. Deve riacciuffare la partita il Koginas. Ci ha provato qualche istante fa con Radovanovic, che la spizza ancora di testa per Seu, ci mette una pezza, poi se ne andiamo errati proprio Cordoba. È arrivata poi la sforbiciata dell'attaccante del Koginas, gioco pericoloso, calcio di punizione all'interno dell'area di rigore. Ora non ha fretta il Buduso di far ripartire l'azione. Matteucci intercetta il lancio di Kanu, può andare in dribbling Matteucci, rinviene sul sinistro, si accentra però poi perde palla, quindi Kanu ancora aggressivo il Koginas, anche troppo nella circostanza, con Val a ringhiare. Fallo per il Buduso. Verticale con Baldé per Dem, attenzione al giocatore numero 11, arriva poi la conclusione di Dem, trova però i guantoni di Perez che fa ripartire subito i suoi con lo stacco di Dukar, che nel contrasto aereo colpisce in maniera del tutto involontaria l'avversario che rimane a terra. Speriamo ovviamente non si tratti nulla di grave.
Tra poco vi diremo chi è il giocatore che si tocca ancora la fronte. Ovviamente richiesto subito l'ingresso dei sanitari. Tanto noi andiamo anche a darvi lettura della panchina. Per ora solo 2 cambi apportati dai 2 mister. Per il Coghinas c'è Tugulu, Serra, Greco, Burrelli, Frattini, Criado e Biasiatto. Seguiamo però l'azione che può farsi interessante ancora per il Coghinas con Ducar, la mette giù elegantemente Ducar, se la porta sul sinistro, conquista il primo corner dal lato sinistro per il Coghinas. Matteucci ora vuole accelerare per la battuta del calcio d'angolo. Dopo la battuta del corner vi leggeremo anche ovviamente la panchina del Buduso. Seguiamo però con attenzione questo calcio d'angolo. Attenzione al cross tagliato sul limite dell'area di rigore. Non impatta bene però la sfera Predrag Radovanovic. Dicevo del giocatore a disposizione per mister Ferruccio Terrosu, con il 12 Cuguttu, poi Lubab, Scanu, Fode, Diana, Uleri, Sabba e Asai. Ora in 2 con la gamba pericolosa. L'arbitro però vede l'intervento un po' più deciso da parte del giocatore con la maglia numero 6 Magia, quindi concede il calcio di punizione al Coghinas già battuto. Poi Pereira col destro, pallone velenoso per Mandras che deve liberare. Poi Dem attaccato alle spalle, raddoppiato, va senza fallo Olmeto, subito sguarda al centro per Seu, di testa Seu e trova una rete incredibile l'attaccante con la maglia numero 7 del Coghinas. Seu fa 4 in campionato, ma l'assist di Olmeto ha del meraviglioso per l'incornata di Seu, che si può dire anche non essersi visto troppo fino ad ora, ma prima con il rigore procurato, poi con l'incornata vincente all'incrocio si iscrive anche lui nell'elenco dei migliori del match. 3-3 qui a Coghinas. Che partita alla quale stiamo assistendo, partita stupenda tra Coghinas e Buduso che reclamava un fallo in precedenza ai danni di Dem. In seconda battuta fallo che però non è arrivato, Dem è rimasto a terra. L'azione poi è proseguita con l'assist delizioso scaturito dal sinistro più che educato di Olmeto sulla testa di Seu. Questa volta Canu non ha potuto nulla nonostante il balzo. Ora viene espulso un componente della panchina del Buduso. Le urla che sentite sono proprio al suo indirizzo. Evidentemente deve aver detto, l'arbitro deve aver sentito qualcosa dalla panchina. Cartellino rosso quindi per un dirigente del Buduso. Intanto Buba Dem è ancora a terra. Un 3-3 pirotecnico, denso di spettacolo quello offerto dalle due squadre fino a questo momento.
con Seu che ha ristabilito la parità del risultato. Sappiamo che l'area di rigore è l'habitat naturale per Roberto Seu, che con un taglio da bomber di razza all'interno dell'area di rigore è andato ad impattare il pallone in aria, firmando il 3-3. Gioco che ancora non è ripreso, noi possiamo anche mandare la linea alla regia per qualche istante. E si riparte quindi dal 3-3 di Seu, con il Budusò che adesso prova a amministrare il pallone al centrocampo. Pereira per Pau, ancora Pau che rincorre Val per Fiorentino, in verticale per Ducar, va via per un primo momento, Ducar capisce però tutto Canu, quindi Val alleggerisce per Fiorentino, poi di testa Umar, quindi Pereira va via per un attimo Canu, conquistando il calcio di punizione. Altri 25 minuti abbondanti ci separano da qui alla fine della partita che si è infiammata dopo il 3-3 di Seu. Ma come detto, il Coginas era rientrato con il piglio giusto in questa seconda parte di partita. Nel frattempo è rientrato anche Bubadem all'interno del tangolo verde. Coginas che poi ha trovato il gol del pareggio. Attenzione a Radovanovic, corpo a corpo di Radovanovic con Umar. Corpo a corpo, e poi dal quale poi ne consegue il calcio di punizione già battuto con Canu profondo a cercare Baldé, pallone però corto e diventa buono per Matteucci. Rinvio sbagliato, attenzione di Perez, può diventare pericoloso per il Coginas. Nulla di fatto, perché poi l'arbitro vede un calcio di punizione, un fallo ai danni di Carrucciu. Rinvio al cardiopalma, quello di Perez, stava per costare caro al Coginas. Questa fortuna poi è riuscito a rivenire Carrucciu prima di commettere fallo. Ora Baldé protegge il pallone col petto, Baldé carica al sinistro, Baldé da fuori. Perez si accartoccia in presa bassa e fa su il pallone. Si è scosso anche Baldé. Stava per diventare letale il suo mancino. Ora attenzione che è già ammonito Canu e arriva il secondo giallo. Sconsolato Canu. Si avvia senza troppe proteste negli spogliatoi. E arriva il cartellino rosso per Canu. Fallo ai danni di Matteucci. Che costa il rosso, la squadra del Budusò resta in 10. Applausi nonostante l'uscita dal campo per l'ultima partita comunque del numero 17. A sottolineare comunque l'attaccamento
del Budusò alla società, alla maglia e ai colori, squadra come detto neopromossa in promozione, ma che ha fatto già comunque vedere finora di che pasta è fatta la squadra di Ferruccio Terrosu, una delle migliori squadre di prima categoria della scorsa stagione. Di Matteucci morbido verso il dischetto, ancora una volta però difensore aggiunto Umar. Ora si complica la partita per il Budusò in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Canu, rimessa con le mani lunghissima, ci arriva Magia, ancora Olmetto, deve metterla giù il numero 3, ne ha 2 addosso Olmetto, c'è anche Mandras, poi va via Olmetto, anzi no, il pallone era uscito. Ora Budusò che deve difendersi dagli attacchi del Coghinas in 10 contro 11. Virdis avanza sulla tre quarti, il centrocampista del Coghinas perde però pallone, lo rincorre Val, contatto con Mandras, c'è però calcio di punizione per il Budusò. C'è movimento in entrambe le panchine. Vedremo se i due tecnici apporteranno nuove modifiche all'11 in campo. Intanto Balde, attenzione all'attaccante del Budusò che poi finisce giù. Sfondamento da parte dell'attacco del Budusò. Quindi Perez, Matteucci, ma Magia di testa, quindi Fiorentino sguscia via sull'auto di destra, interviene però Pereira, quindi Baldè arretrato di qualche metro in raggio d'azione per dialogare proprio con Pereira. Carrucciu poi ci mette una pezza Pablo Val. Ora i fischi che sentite sono per un contatto avvenuto sulla tre quarti del Coghinas. L'arbitro però dice che ha visto una simulazione da parte di Bubadem, pubblico che chiedeva il provvedimento disciplinare. Ancora lungo Olmetto, però funziona ancora una volta la morsa dei difensori del Budusò attorno a Radovanovic. Semplice rimessa dal fondo con Canu, preferisce lanciare più profondo che può. Pallone fino al centrocampo con Matteucci, contropiede del Coghinas, attenzione a Matteucci, sono 4 contro 3, Matteucci per Radovanovic, ma l'anticipo perentorio ancora una volta di Barilari, quindi Bubadem, pallone è buono per Baldè, incespica un po' sulla sfera Baldè, perde l'attimo giusto, quindi Matteucci, rapido capovolgimento di fronte, Matteucci ce l'ha sul piede previsto, Matteucci per Radovanovic, ma ancora una volta anticipato, ancora una volta da Umar. Partita monumentale del centrocampista centrale di Ferruccio Terrosu, che ora va a fare di fatto il difensore. Intanto si preparano altri due cambi per il Coghinas, esce Virdis, escono Virdis e Val, i due centrocampisti, ed entrano con la maglia numero 20 Biasiatto.
Biasiato che prende il posto proprio di Virdis, si posiziona come mezzala destra. È in campo anche il numero 19 Criado al posto di Pablo Val. Anticipo proprio di Biasiato che fa partire il break del Coghinas. Attenzione, ancora il Coghinas in avanti, ma ancora una volta l'intervento provvidenziale della retroguardia del Budusò con Barilari. Olmetto, corto però il passaggio con le mani verso Radovanovic, neanche entrato in campo, già ammonito Criado. Centrocampista di 34 anni, 30 anni scusate, ex promozione siciliana. Criado che è andato a rinfoltire il centrocampo del Coghinas. Lungo ancora il portiere del Budusò, pallone che assume un rimbalzo di troppo al centrocampo, diventa interessante per l'avanzata del Coghinas con Ducar che però non trova sulla verticale Seu. Quando tanto abbiamo passato la mezz'ora di questo secondo tempo. Sempre 3-3 tra Coghinas e Budusò. Coghinas che però può giocare con un uomo in meno. Arriva il giallo anche per Baldé per fallo a palla lontana, fallo ai danni di Olmetto. C'è una sostituzione anche per il Budusò. Vediamo che sta per uscire. Intanto entra con la maglia numero 18 Scanu. Scanu che è un attaccante, è andato anche a segno già in questa stagione. Esce proprio Bubadem, standing ovation per l'attaccante gambiano. Entra quindi Scanu, 31 le reti di Scanu con l'Under 17 dell'Atletico Budusò. Attaccante rapidissimo Scanu. A Radovanovic, carambola che favorisce Ducar, cerca di metterla subito in mezzo col petto, dice il direttore di gara. Braccio lungo il corpo. Si gioca prevalentemente sulla fascia di sinistra del Coghinas, con Olmetto molto propositivo come in questo caso. Pallone lunghissimo sul secondo palo. Arriva ancora una volta Canu, che poi si accascia col pallone tra le mani in attesa di rinviare lontano la sfera, che si alza altissima ancora sul sinistro di Olmetto. Poi Pereira butta il pallone in avanti, non può arrivarci però Baldé.
Ancora un fallo con le mani. Ancora per il Budusò con Pereira. Occhio al pallone che viene rimesso all'interno del rigore, dove stava per avventarsi Baldé, ma Carrucciu con un tuffo di testa Pesciolino favorisce l'intervento del portiere. Quindi Seu, Radovanovic col petto, ancora dialogo tra i due. Seu sul destro, vede con la coda dell'occhio Ducar di testa, Ducar abbandonato tutto solo sul secondo palo, pallone che sibila al lato a centimetri dal gol del vantaggio il Coghinas con Ducar. ...35 abbondanti sul nostro cronometro. Ancora Ducar, cerca l'appoggio in ritardo però Criado, quindi Pereira interviene però Criado, fallo con le mani. Pereira che si è spostato sul versante opposto. Baldé protegge come può il pallone, cerca di dar via a 3-4 avversari, poi sta per riconquistare il pallone. Ancora Budusò, ancora una volta Criado si intromette sulla linea di passaggio per Baldé, che poi interviene in maniera scomposta su Ligios, che però si rialza subito, il centrale difensivo di Mister Congiu. Ora deve accelerare la squadra di Cada se vuole portare a casa il bottino pieno. Squadra di casa, come detto, in vantaggio di un uomo dopo l'espulsione di Canu. Budusò che però si difende con l'unghie e con i denti e non disdegna le ripartenze, come in questo caso con Pereira. Pereira elegantemente serve il compagno vicino, poi il filtrante, ma la bandierina è alta, era fuori gioco, si era inserito affari spenti. Scanu pescato in offside, quindi va a Perez. Ducar deve mantenere in campo il pallone, ci riesce, poi Umar. Baldé generoso, non quanto basta però per tenere in campo il pallone. Criado, Olmetto, ancora Criado, ancora verso il laterale, tenta il numero sulla fascia Olmetto. Arriva anche il giallo per il numero 3, intervento scomposto da parte di Olmetto, non protesta neanche troppo l'ex Lipunti tra le altre. Giocatore di assoluto affidamento, di assoluto spessore, il laterale mancino di Mister Congiu, tanta esperienza in eccellenza, in promozione per lui. Tanto resta ancora a terra il giocatore del Budusò. Ora prova a scuotere i suoi Criado, sa che la partita può anche volgere a proprio favore, vista comunque la superiorità numerica della propria squadra. Budusò però che, come detto, si difende con ordine. Sono pesati e pesano
sul groppone i 3 gialli, proprio ai 3 difensori centrali del Budusò, uno dei quali ha dovuto lasciare il campo proprio per doppia munizione. Ora Umar si è posizionato proprio da vertice basso della linea difensiva, sembra aver dato più solidità e più compattezza al reparto arretrato. Tanto Zuppi che esce dal campo, se andiamo errati si tratta di Barilari. Vedremo se può riprendere la sua partita, sembra toccarsi il ginocchio. È stato abbastanza rude l'intervento di Olmetto, sicuramente non intenzionale. Balde salta di testa, poi Pau, non ci arriva il suo compagno di reparto, poi scaramucce a centrocampo tra Ducar e Balde, entrambi espulsi Balde e Ducar. Arriva un po' a sorpresa in questo caso la decisione del signor Virgili. A dire il vero, sì, c'è stato un contatto, qualcosa, quantomeno lo rivedremo nelle immagini. È arrivato però il doppio rosso a Balde e Ducar. Quando pareva essere una semplice scaramuccia, forse neanche loro si aspettavano il cartellino rosso. Ora entrambi si avviano negli spogliatoi. Continuano a battibeccarci i due attaccanti di Coghinas e Budusò. Poi vanno però sportivamente a darsi il 5. Quindi Coghinas in 10 uomini, Budusò in 9. Non ci siamo fatti mancare niente, direi, in questo match. 6 gol e 3 espulsioni. Parità però non cattiva. Espulsioni avvenute per falli tutto sommato dai toni agonistici, diciamo, normali. Tanto i minuti trascorrono qui al comune di Coghinas. Le squadre però, come detto, non hanno nella filosofia del loro gioco il volersi accontentare, anzi continuano ad attaccare per cercare l'intera posta in palio. Ora c'è un intervento in tuffo di testa da parte di Ligios, deve però concedere il calcio d'angolo al Budusò. Dicevo, due squadre che non si sono mai accontentate del pareggio, anzi continuano a regalarci azioni da una parte e dall'altra. C'è Pereira intanto sul pallone che stava a diventare sanguinoso per il Coghinas. Ancora Pau, non riesce il servizio al compagno, può partire il break del Coghinas con Radovanovic, perde un tempo di gioco l'attaccante serbo, però corre sulla fascia Seu, prima di lui però Barilari, sotto gli applausi del pubblico di Budusò per l'intervento in chiusura del difensore classe 2000, 11ª stagione di fila qui a Budusò. Attenzione a Seu, interviene però Canu in presa bassa all'interno della propria area piccola. Si attende solo il recupero da parte del signor Virgili, che ci aspettiamo abbastanza copioso visti le numerose interruzioni di gioco
comprese le 3 espulsioni. Ora l'arbitro dice che si può proseguire, chiedeva il fallo Pereira, quindi Matteucci, non c'è niente neanche in questa circostanza, fa correre ancora una volta il direttore di gara da una parte e dall'altra. Ora come può Ligios, qui Magia in qualche modo, Matteucci può avanzare Olmeto, una prateria davanti, subito contrastato però da Mandras, serve per un attimo Seu, ancora Magia, converge verso il centro del campo, Magia sul pallone, indica il pallone, ancora una volta l'arbitro, resa a terra Magia, semplice rimessa con le mani, ancora proteste da parte del vivace pubblico della squadra ospite. Magia si tocca la coscia, bisogna però poter riprendere la propria partita, dovremmo già essere in recupero, non abbiamo visto la segnalazione. Ora tenta il tutto per tutto il Koginas, chiama tutti su. Perez non vuole nessuno vicino, vuole andare lungo l'estremo difensore del Koginas. Tutto all'interno della propria metà campo il Budusò, spiovente e corto però, può intervenire Ligios, la mette giù. Fiorentino, il fuoriquota del Koginas. Dialogo che non va a buon fine però con Biasiatto, quindi Pereira tenta il numero, poi pallone ancora per Magia, interviene con il ciuffo dei capelli Ligios, quindi Olmetto può imbastire una nuova azione offensiva del Koginas. Matteucci, Radovanovic subito pressato alle spalle, il numero 9, ma ancora Caparbia, l'azione di Radovanovic, quindi Ligios, uno sguardo al centro, deve buttare in mezzo il pallone, lo fa, pallone che diventa buono per Olmetto, di petto, di prima intenzione Olmetto, Radovanovic può calciare, Radovanovic mastica però la conclusione, Radovanovic, pallone che si impenna, finisce alto. Poteva essere ghiotta l'occasione per Radovanovic. Ha avuto anche il tempo di controllarla, di stopparla col petto per poi calciare. Strozzata però la conclusione da parte del gigante di Belgrado. Quindi Pereira gode di ampia libertà, Pereira, però a Matteucci, scontro tra due numeri 10. Matteucci lo fa indietreggiare, costretto al passaggio orizzontale verso Cordoba. Poi Magia, fallo con le mani per il Budusò. Proprio con Cordoba. Ancora un pallone pericoloso all'interno dell'area di rigore, sputato fuori, può calciare, forse è troppo lontano Pereira. Poi ancora Budusò in avanti con Magia che tenta di allungare la gamba per arpionare il pallone. Subito però come uno sciame di appi il Koginas a riconquistare la sfera. Ancora un lancio lungo in profondità per la velocità di Kanu, pallone che però scivola tra le mani di Perez, deve buttare avanti adesso il pallone del Koginas, preferisce invece il fraseggio dalle retrovie la squadra rosso-blu con Olmetto.
deve giocarla in fretta il Koginas. Criado può avanzare palla al piede, Criado, quindi Fiorentino alza la testa, pallone buono sul secondo palo, ma ancora un'uscita alta di Kanu, impresa sicura. Budusò che può rifiattare, come detto in inferiorità numerica, gioca in 9 uomini, in 10 invece il Koginas. Ancora un campanile altissimo dove non può però arrivare l'attaccante con la maglia numero 18 del Budusò, che adesso funge da unica punta con Pau alle sue spalle. Ancora Kanu, ne ha troppi, deve scaricare il pallone, arriva il traversone basso, respinto però dalla difesa del Koginas, pallone che arriva nelle zone di Radovanovic, quindi di prima intenzione. Stava diventando buono il pallone per il Koginas, invece può ripartire il Budusò, sta per alzarsi la bandierina del direttore di gara e al 51esimo minuto del secondo tempo arriva la fine del match. Koginas Budusò 3-3, partita pirotecnica, match combattuto da una squadra e dall'altra, due squadre che ci hanno fatto divertire i propri sostenitori. Dopo il risultato di 3-3, anche 3 le espulsioni, 2 per il Budusò, 1 per il Koginas. Classifica che comunque si muove, ma resta comunque buona per entrambe le squadre che diranno la loro per il, siamo certi di questo, per il proseguo del campionato. Per noi è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito numerosi sui canali di Diretta Sport, vi auguriamo una buona domenica, a risentirci su Diretta Sport.